Due regioni a confronto, Veneto e Puglia, per la prima volta allo specchio attraverso i rispettivi governatori, Nichi Vendola e Luca Zaia, riuniti da Confindustria a Vicenza per l'Assemblea Generale che, come ogni anno, è un momento di riflessione sulla situazione economica vissuta dal tessuto sociale e imprenditoriale del territorio, che conta ben 2.400 iscritti. Soci che stanno vivendo il momento più difficile di sempre e forse anche per questo la giornata vicentina si è data un titolo emblematico: crescere con le nostre forze. Un grido d'allarme rivolto alle istituzioni, un invito a procedere senza altri indugi sulla strada del federalismo fiscale, ancora troppo spesso confuso, denunciano gli imprenditori vicentini con un atteggiamento di chiusura. Chiedono nuova competitività, investimenti sulla ricerca, gli industriali, di vedere più localmente l'attuazione del piano casa, di essere raggiunti dalla TAV, in poche parole che il sistema paese comincia a rimettersi in moto. E sul federalismo fiscale, su una riforma che proponga un nuovo patto tra Stato e tessuto economico, ha insistito anche la Presidente nazionale di Confindustria, Emma Marcegaglia, a cui sono state affidate le conclusioni dell'Assise. Abbiamo in mente un federalismo ovviamente che abbia come obiettivo quello di ridurre la spesa pubblica improduttiva, che applichi i costi standard per esempio nella sanità da subito, che elimini le regioni a statuto speciale, che metta tutti sulla stessa situazione, quindi un federalismo che per noi deve essere proprio virtuoso, che tiri via tutti gli enti inutili, che tiri via le società inutili che ci fanno concorrenza sleale, quindi un federalismo di rigore e un federalismo di responsabilità, e per cui anche chi poi non è in grado di amministrare bene deve essere anche mandato a casa dai cittadini. Il momento più atteso dei lavori, il confronto tra i due governatori, Zaia e Vendola, portatori di due diverse idee di federalismo, non sempre conciliabili. Il federalismo fiscale introduce un principio che per noi è sacrosanto, che è quello dei costi standard, ovvero che è quello che chi spreca deve pagarsi gli sprechi, e non possiamo continuare con questo sistema in questo paese a due velocità, dove spesso il nord paga a danni di qualcun altro. Penso che tutti quanti debbano fare la propria parte nella lotta contro gli sprechi e contro la corruzione, a condizione che nessuno venga raccontato in forme caricaturali, a condizione che ciascuno possa raccontare anche i propri sforzi, i propri talenti, e a condizione che si intenda bene che la lotta agli sprechi non si fa con i tagli, ma si fa con gli investimenti,